È per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus. All'esame la preparazione che è stato disposto il divieto di uscire da casa. No, io non ho mai pianto. All'inizio pensavo fosse incoscienza, autodifesa, poi mi sono resa conto che senza programmarlo ho reagito con resilienza. Ma la sensazione che provo è di una grande solitudine, mi sembra di essere precipitato in un cono d'ombra. Non avrei mai creduto che un virus possa fermare il mondo, ovvero sia possa aver fatto stare, come di fatto siamo tutti chiusi in casa da un bel po' di tempo, perché questa malattia, questo brutto male possa far morire le persone, quindi fermare i giovani, i meno giovani, tutti a casa, non poter andare al ristorante, al bar, in discoteca, fare aggregazioni, parlare direttamente con le persone. Questo non si può fare per colpa di questo virus. Le strade vuote, silenziose, l'eco delle scarpe su vie da sempre caotiche. Ecco, il vuoto, e questa è la sensazione di questa esperienza. Un vuoto che risucchia le cose date per scontate. Scontate come la frase molto occidentale che dice: le libertà individuali sono inviolabili. Io ricordo Udine bombardata, quando bombardavano Udine. La mia famiglia era sfollata in quel di Plaino, no? Da Chiavi sono andati a Plaino, lì c'era il vecchio, in una casa di contadini, e il vecchio no, quelle famiglie erano tutte assieme una volta, no? E mi dice: andiamo in granaio, vieni su con me, che vediamo che bombardano Udine. Allora ho visto Udine bombardata, ho visto Udine nei periodi cupi del terremoto, no? Udine non l'ho mai vista però così triste e abbandonata come adesso, purtroppo. La differenza per esempio col terremoto è che il terremoto permetteva che ci si abbracciasse, invece questo virus maledetto ti allontana. E quindi questo, il fatto odioso è che mentre il terremoto ci ha uniti tutti quanti, questo ci fa odiare e ci fa spaventare, noi siamo spaventati l'uno dell'altro. Non c'è vita, la città è morta. Io vedo incrocio a distanza ogni tanto qualcuno che come me porta il cane a fare i bisogni, ma mi evita, cioè non perché evita me, capisci? Non è questo il senso, però è chiaro che lo sento, vedi, che comunque anche lui è vittima di questa paura. Ma anche fare la spesa per molti è un problema, è una paura. Io conosco persone che non si rifiutano di uscire da casa, ok? Si rifiutano di uscire da casa e di vedere chiunque, e persone anche a me molto vicine, capisci dove può arrivare anche la paura e le conseguenze di un evento di questo tipo.
Siamo in una Udine un po' strana, mai vista. Siamo tutti sospesi come in una bolla. Una situazione molto anomala, specie per chi come me è sempre indaffarata. Sto scoprendo un nuovo tempo. Il bello che forse di buono, c'è sempre qualcosa di buono, è che stiamo scoprendo il piacere del tempo. Sto facendo maglia, sto cucendo, sto facendo piccoli lavoretti col feltro, sto cucinando come una disperata ed è bello per tempo. Quindi diciamo che volendo per forza guardare un bicchiere mezzo pieno è bello scoprire il tempo, la lentezza e magari il saluto al vicino che vedi dalla finestra, che almeno darsi un buongiorno è un conforto. Ciao Marco, come stai? Exactly I am here in Cavarzerani. Where? In which part of Cavarzerani? Dove esattamente? Esattamente a backside, dietro da Cavarzerani. You see the rooms, the camera? Sì? I will show you some other side. If you can see, there are much other guys also. So this is live from Cavarzerani situation. Are the washrooms? No, these are the washrooms. These are the washrooms? On my left, you can see the rooms also. Al risveglio spero in un incubo, ma il silenzio è assordante e rivelatore. La città quieta sembra perfino una promessa, ma poi crolla la scenografia svelando affanno e morte. Mi difendo. Nella continua presenza di me stessa a me stessa prendo coscienza del potenziale di cui sono responsabile. Ogni attimo è meraviglia. Il tempo è un frattale, dilata, avanza, cresce, ma sempre uguale a se stesso, eternamente giovane. Non più inizio e fine, gli orologi sono tornati rotondi. Vago di silenzio in silenzio, osservo l'odissea di un insetto sulla mia libreria. Eppure commuove la natura in rivolta. Ne ha diritto. C'è una cosa durissima, una prova durissima. La nostra città si appresta a tutto questo, con quali forze, con quali energie. Come sappiamo è una città anche stanca e molto invecchiata. Oltre il 25% della popolazione ha più di 65 anni. Avrà le risorse per affrontare tutto quello che stiamo vedendo? Entreremo, in quanto tempo ci metteremo a entrare dentro in un bar, in una pizzeria, in un ristorante? Ci vorranno anni, dovremo avere una grande forza morale. Nel terremoto il Friuli e la città di Udine è venuta fuori bene perché era spumeggiante, era in crescita, c'era un territorio vivace, le forze sociali pure, i cittadini erano pieni di fiducia. In coronavirus la città di Udine e il Friuli ne escono un po' come ci sono entrati, cioè molto malconci e purtroppo peggio rispetto ad altri territori, ad altre situazioni. Libreria Friuli chiusa per virus come tutto il Largo dei Pecile, come tutta la città, come tutto il mondo, ma parliamo di Udine e della Libreria Friuli. Cosa significa per te? Vorrei darti un messaggio positivo. In realtà sono completamente abbattuta, è la creatura di generazioni di famiglia e purtroppo mi sembra una grande bestia, bellissima, rinchiusa con tante redini. E la trovo purtroppo come una sconfitta personale, non riesco a vederla altrimenti. Udine è deserta, Udine è in lockdown. Ci manca tantissimo quell'esperienza unica della sala buia del cinema.
il Visionario è chiuso, il Centrale anche è chiuso. Siamo in aprile e il festival, Fire Film Festival, non si terrà. Raggiungeremo i cinefili tramite altri mezzi, come ad esempio internet, ma siamo pronti per riaprire le sale, siamo pronti per mostrare tantissimi film asiatici alla fine di giugno. L'ultima profezia di Turoldo fu questa: ridiventeremo poveri per salvare il mondo. Probabilmente non era un auspicio, però era un qualcosa che lui delineava come profezia, quello che ci sta davanti nel mondo e nel nostro piccolo, nella nostra città. La diffusione della pandemia ha imposto alle nostre città un ordine assoluto che somiglia molto alla morte, ma in questo ordine assoluto emerge con forza il bisogno di relazione delle persone. Un giorno, mentre passavo in un vicolo, una signora dall'alto del 4º piano mi saluta: «Ciao, non so chi tu sia, ma ti saluto lo stesso». Ecco, io penso che la sfida più importante del dopo sarà quella di mettere al centro delle istituzioni le relazioni tra le persone, accettando che un po' di caos si mescoli al necessario ordine. Viviamo uno snodo storico decisivo. Il tempo che ci dirà se andrà tutto bene sarà il ritorno alla normalità. Ma non dovrà essere la normalità perversa di prima. E se, come molti fanno, ci domandiamo: Dio, dove sei? Dio, come nella Genesi, continua a domandare: Adamo, dove sei? Adesso è mezzogiorno, un minuto di raccoglimento per ricordare le vittime di questa epidemia che ha colpito anche la nostra città di Udine. Se non usciamo da questa esperienza migliori di come ne siamo entrati, non sarà servita a niente. Ripartire da ciò che stiamo imparando, la solidarietà, l'importanza del sapere, la necessità di ridurre le disuguaglianze, di vivere con meno, l'importanza della cultura e delle arti che ci stanno tenendo vivi e la grande ricchezza dei rapporti umani. Su un grattacielo di Santiago del Cile è comparso un messaggio che dice: non torneremo alla normalità perché la normalità era il problema. Una città vuota, un tempo sospeso, che attende un nuovo inizio, non un aggiustamento del prima. Nel tempo sospeso ci sono tante provocazioni e riflessioni, che noi tutti, che l'umanità tutta è unita in un unico destino di vita e di morte. Che sono fondamentali le relazioni, l'interdipendenza, la collaborazione, la cooperazione, l'autentica solidarietà. Che è fondamentale riflettere sul rapporto fra vivere e morire, fra vita e morte, perché ambedue le situazioni siano caratterizzate da umanità sempre, non da disumanità. Che è fondamentale ancora ripensare al futuro, non in termini quantitativi, ma qualitativi. Che è importante vivere un rapporto con l'ambiente caratterizzato anch'esso da relazione, non da dominio e usurpazione. Noi esseri umani non dobbiamo mai dare per scontato che siamo umani, ma dobbiamo impegnarci a diventare
mentali, umani, autenticamente ogni giorno. Grazie.